Ma guarda un po'. Eh? E cos'è questo? Com'è fatto questa roba? È surrogato. Orzo, lupini, favetta. Ah sì, questa è una ciofeca, non è un caffè, è una ciofeca. E allora ditelo! Che è una ciofeca! Questa sala è dedicata al principe da risata, a Totò, il grande attore napoletano, perché è stato uno dei clienti più affezionati e più generosi del caffè Gambrinus. Mio nonno infatti mi racconta che negli anni 50-60, quando veniva qui, era solito bersi il caffè detto Oscar Fariello, che era un caffè fatto con l'anice, che negli anni 50-60 andava molto di moda. E Totò inoltre era solito lasciare dei caffè per le persone meno abbienti, che non avevano i soldi per poterselo permettere. Ancora oggi a Napoli esiste l'usanza del caffè sospeso, che consiste nel pagare 2 caffè, il primo per il cliente, il secondo per uno sconosciuto. Questo gesto si fa perché noi napoletani siamo un popolo generoso e ci piace poter condividere una gioia, un'emozione con un'altra persona, anche se questa persona è una persona sconosciuta.